your hopes been trapped in ice. Oh, but we can bring our sparks together till the bonfires are burning bright. Oh, you know we have the power now to make a new day from this night. You have my love inside you. Let you know. Let's lift each other up and watch it grow. Sentire la mini moto quattro tempi è uno spettacolo. Cosa c'entra con le puntine? Che ci sono i camper, vedi? Vengono tutti in camper. CP, ti piacciono i go-kart? Ciao Italia, oh che bellissimo brutto tempo che c'è. Sono all'area camper di Valdobbiadene, non so neanche io perché ho voglia di stare un paio di giorni così in un'area camper. Non per il bisogno della corrente, perché ho il generatore, i mega pannelli, quindi la mia corrente è infinita. Neanche per un discorso economico, perché non avrebbe senso fare 140 km per stare 2 giorni in un'area di sosta quando con €1 di GPL mi ricarico non so quante batterie, hai capito? Quindi così ho detto facciamo 2 giorni di temporale tra i monti. Oh, è piena l'acqua. Oh, se così non dovesse essere, io ho portato anche la bici, così ci facciamo le colline di Valdobbiadene con la bici, andiamo all'osteria senza oste, forse verrà anche Mirko, tutto dipende sempre dal tempo, insomma dal tempo che ci sarà domani e domenica, domani è sabato. La prossima volta ci proviamo anche il nuovo giocattolino per la corrente, praticamente è una specie di salsicciotto, tu lo apri, tac, inserisci qui le 2 prese, ossia quando utilizzi una prolunga, no, della presa della corrente industriale, e dopo qui vedi c'è una sorta di micro buchino, in realtà è una gomma dove tu chiudendo fai stare il cavo proprio pressato e così non entra acqua, quindi anche se arrivano dei mega acquazzoni puoi tranquillamente ricaricare il camper sotto la colonnina senza che ti salti. Allora ragazzo, sembra ancora gratuita e anche se non lo fosse sta arrivando pioggia a volontà, quindi chi vuoi che venga a controllare. Seconda cosa, abbiamo caricato l'acqua perché CP, esatto, sta facendo finta di niente, perché tocca il bagno del CP. Ma sì, facciamo un altro bagno al CP perché l'altro giorno al mare ti sei andata nell'acqua e adesso lo sei da freschin sotto, e quindi siamo anche attaccati alla corrente Italia, quindi tutto a corrente. Facciamo 2 giorni nerd col computer, monitor e tutto quanto e basta. È tutto ciò, non riesco a capire perché è sempre magico, cioè cosa c'è di magico? In fondo alla fine sei comunque in una casa basta, stai facendo le cose normali, tipo farti un giro in bici o toccare col computer, no? Però non lo so, sarà il fatto che cambi sempre contesto, no? Un po' come quando magari chi ha avuto l'esperienza che si è trasferito, no? Magari in giovane età, no? Quando l'enfasi delle cose è più accentuata, no? E tu cambi il posto e tutto ti sembra più importante, più bello, no? Cioè le cose, gli edifici, gli amici, che fa anche rima, la scuola e tutto quanto, no? O almeno così credo, o perlomeno così è per me, no? Cito sempre quella volta che andai in Scozia a vivere lì e là, no, era tutto più bello, tutto più grande, era l'America, no, hai capito? E forse questa è la situazione che io rivivo ogni volta che da solo, perché anche quella è una cosa importante, è una variante molto importante, essenziale, no, per creare questa situazione. Cambio zona, cambio realtà, cambio situazione. Oh, ma va che è vera, no? Questa storia del provare a fare le cose da solo, no? Perché prova ad esempio, no? Faccio un esempio sciocco, nulla di che, no? Prova ad andare nel bosco del Cansiglio, la foresta del Cansiglio, no? Sì, non è una cosa spaventosa, per carità, assolutamente, però prova ad andarci da solo, in mezzo a tutto quello spazio, quel silenzio, e prova ad andarci, non so, con 2, 3, 4 amici. È completamente diversa la storia, no? Da solo, no, ti sembra tutto molto più, a parte grande, molto più vissuto, molto più importante. Se c'è qualche piccolo timore
che ci sia qualche animaletto, con gli amici ci ridi e ci scherzi, da solo invece inizi a sentire l'adrenalina che scorre nel corpo, cioè, la senti proprio. E questo è uno degli ingredienti che io curo molto, no? Il fare le cose da solo. Non che adori star da solo, o meglio, adoro star da solo, sì, ma non sempre, ci vuole sempre il giusto equilibrio nelle cose, no? Però quando è ora di star da solo me lo so vivere veramente bene, me lo so veramente godere. Io adoro la solitudine, me la godo proprio, soprattutto quando magari stacco il telefono, cioè sono proprio io e il niente. Veramente è una cosa indescrivibile, addirittura anche senza macchina fotografica, è vero, perché comunque quando io sto registrando è vero che vedo la faccia da pirla di Singano nel display della Sony, però non lo so, mi sembra è per me sempre come parlare con qualcuno, no? In quel caso io dico il tu, a volte dico tu, a volte dico Italia, perché effettivamente io parlo a una persona che poi è anche una persona abbastanza complessa, e dalla doppia, tripla, centupla e millesima personalità, perché se ci pensi, no? Io mi riferisco a una persona, no? Penso di parlare con una persona, in realtà ci sono migliaia di persone poi che guardano di là, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha i suoi tasti da non toccare, capito? C'è chi ha le parole scomode, chi ci ride sopra per una parola, chi ci fa una tragedia della Madonna, quindi insomma hai capito, però insomma mi rivolgo sempre a questo tu generico che è un po' il mio io giovane, se dovessi tramandare a me le conoscenze, le percezioni soprattutto che ho ora, a un'altra entità che poi ripercorrerà la strada seguendo queste sorte di consigli, e una specie di amico immaginario che è la somma di tutte le cose belle e simpatiche che ho scoperto in ognuno di voi, sia di tutti i tu che ho conosciuto di persona, molti poi siamo diventati proprio amici, e sia di molti tu veramente che li sento anche loro come gente di famiglia, che però non ci siamo mai visti, perché sono sempre tu, insomma, che storici, ma che si leggono nei commenti o su Facebook o su YouTube, insomma, ecco, ma visti dal vivo no, quello no. Sì, beh, forse è anche un bene, perché Singano fa di quelle figure di merda ogni tanto inconsapevolmente, cioè proprio in tutta sincerità, in tutta onestà, perché anche oggi effettivamente Alessia mi fa che hai fatto veramente una figura di merda proprio con quel ragazzo. Perché? Cosa è successo? Allora, tu sai che io mi prendo sempre tutto con calma, cioè sto ore e ore, no, al cazzeggio, alle riflessioni, eccetera, quindi ore e ore di pausa, diciamo, no, o anche giorni, e però quando devo fare delle cose sembro veramente il pit stop della Ferrari, cioè ogni millisecondo è programmato e studiato, perché non bisogna perdere tempo, soprattutto in situazioni in cui, ad esempio, si deve pranzare, no? E infatti in questo contesto, no, era tutto studiato, no? Siamo andati in questo supermercato a Jesolo che fa la pizza da portare via, la pizza enorme, e allora con Alessia, no, abbiamo cronometrato i minuti perché era pronta. Nel frattempo lei andava a prendere la Coca-Cola fredda, poi ci trovavamo alla cassa per poi andare subito su Pulmin e poi andare in un prato che era tra virgolette lì nelle vicinanze per pranzare in mezzo un po' al niente, insomma, in intimità. Vedi, in quel mentre, in questo mio pianificare in millisecondi e secondi, è arrivato un tu. Quando arriva un tu io sono sempre molto felice, avrei voglia veramente di chiacchierare, però è arrivata in quella situazione in cui io veramente stavo studiando di scappare, perché avevo anticipato appunto Alessia a piedi, avendo la camminata più veloce in questi casi, avevo già girato le chiavi del motore, perché appena lei entrava chiudeva la porta e io mollavo la frizione e partivamo subito, no? E quindi effettivamente con questo tu mi accorgo di essere stato molto spiccio, e l'Alessia giustamente mi ha detto: chi non ti conosce sembra che quasi lo volessi liquidare, hai fatto veramente una bruttissima figura. E in realtà no, cioè assolutamente, però vedi, Singano ha queste sue giornate in cui a volte riesce a capire, a dare un peso alle piccole cose, ai comportamenti, e altre volte proprio in tutta onestà non ci pensa. Questo credo vale un po' per tutti, no? Ogni volta ste Filippi, cioè giusto per raccontare che ho fatto la figura da pirla perché sono stato veloce e sono andato via, invece di stare là a chiacchierare con uno, però insomma vedi, no, sono rimasto male, sì.
per carità, poi l'avrà anche capito che c'era la pizza che era appena arrivata, che mi vedeva che ero di fretta, eccetera, per carità, però giustamente, come ha detto Alessia, ha detto: Yuri, hai fatto un po' una figura di cacca, no, non è bello comportarsi così. Però vabbè, Italia, sai che se capita lo faccio proprio così, con la testa fra le nuvole, inconsciamente, cioè proprio perché vivo nel mio pit stop, che cazzo devo andare a mangiare la pizza che si raffredda, hai capito? Ero là concentratissimo sulla pizza. Succede il mio panorama, non è proprio bellissimo panorama, o meglio, Valdobbiadene è bellissima, però dall'area di sosta non hai proprio un bellissimo panorama, perché alle spalle c'è una siepe e una casa in costruzione che hai visto quando abbiamo alzato il dronello. Dall'altra parte ci sono le colline, ma non lo vedi perché c'è una strada con gli alberi, di qua la stazione degli autobus e di là una rotonda, non sul mare ma una rotonda sulle colline. No, ma prega Italia che ci sia bel tempo, così faccio fare un giretto al CP, la lascio qua tranquilla dentro, prendo la bici, mi faccio qualche chilometro, andiamo all'Osteria Senza Oste, portiamo via la Pro, magari anche il dronello, ci facciamo un bel giro e dai, bello bello bello. Se così non fosse, non preoccuparti che ci ritorneremo con gli amici del gruppo, anche con Alessia, l'importante è andare in bici. A me queste zone piace farle in bici e soprattutto a Singano piace andare via in bici, perché ricordo, la bici è il mio mezzo di trasporto, il camper è la casa, non è il mio mezzo di trasporto il camper, ma neanche prima, quando avevo Scarosso, non lo consideravo proprio il mezzo di trasporto. Non ho mai considerato i camper un mezzo di trasporto, sono lentissimi, con queste sospensioni che dondolano quando vai in fuoristrada e sono larghi, ingombranti. No, li ho sempre odiati i camper, mentre come casa va benissimo, come casa è facilmente trasportabile da altre parti, cioè non hai uno scuolabus o un tir, quindi anche se hai un 7 metri più o meno quel che è, comunque vabbè, non trovi parcheggio dove parcheggiano le auto, però per come si dice, trasferirti da una città all'altra così vai veramente molto bene. E poi ragazzo, K-Way o ombrello, un bel paio di scarpe e via, piedi e bicicletta. Che ci pensavo anche l'altro giorno, no? Se era il caso di riprendere un altro skate elettrico, perché a volte mi farebbe molto comodo, no? Quello che avevo prima ormai era andato, no, dopo un anno, la garanzia era di 2 anni, io ho dovuto renderlo prima perché purtroppo era già andato, no? Entro un anno, ma effettivamente lì rifletti, cioè bello finché vuoi, ma quanto ti dura una cosa come un monopattino elettrico, uno skateboard elettrico al giorno d'oggi? Sono tutte puttanate, cinesate, non c'è più nulla di buono, è tutta roba usa e getta. Quindi se uno lo usa ogni tanto, no, vabbè, ovvio va oltre la garanzia, ma se uno lo usa come me, cioè tipo se dovessi usare il monopattino elettrico tutti i giorni, quanto cacchio vuoi che mi duri? Cioè, hai capito? E quanto ti costa di batterie, cambiare la batteria? La cambieresti ogni anno la batteria usandolo tutti i giorni? Quindi metti i costi della batteria, che quanto costerà, 100-200 euro una batteria, alla fine dici cazzo, non so quanto mi conviene, hai capito? Mentre la cosa che conviene sempre sono le scarpe e la bicicletta, che hanno anche il secondo vantaggio di essere veramente tutta salute. Eccolo. Vai Sigari!